Allora, parliamo di questa iniziativa, secondo Festival del Giallo, che parte oggi, la prima delle 3 giornate. Allora, il Festival del Giallo parte oggi dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso e partiamo già subito col botto con un autore di grido, Roberto Mistretta, vincitore del premio Tedeschi nel 2020, se non vado errato, curatore di Giallo Siciliano, che è un'antologia di racconti gialli fatti da 15 autori diversi, che Mistretta ha avuto l'onore e l'onere di coordinare e di mandare alle stampe. La serata proseguirà con Maria Elisa Loisi, che è una scrittrice Mondadori, che ha vinto anche lei il premio Tedeschi, quindi Giallo Mondadori, l'ha vinto nel 2021 con il canto della falena, ecco, mi sfuggiva il titolo. Purtroppo oggi abbiamo avuto una defiance perché Romano De Marco ha avuto un piccolo problema di salute e quindi non è potuto essere tra di noi. Le serate sono altre 2, come si articoleranno? Vi sono altre 2 serate, sì, si articoleranno in maniera molto semplice. Abbiamo 2 big e un esordiente, comunque stiamo parlando sempre di esordienti di valore che pubblicano con case editrici di un certo spessore. Domani come esordienti abbiamo Nino Genovese, che pubblica con i Fratelli Frilli, che è una delle case di riferimento per il giallo in Italia, mentre a seguire ci saranno 2 mostri sacri, Patrizia Rinaldi, che sarà per la prima volta ad Agrigento, e Salvo Toscano, noto giornalista radiotelevisivo, lavora in Rai e ci porterà a conoscere le avventure dei fratelli Corsaro, mentre Patrizia Rinaldi ci parlerà della sua Blanca, che oramai è una serie televisiva abbastanza affermata sulla Rai. La terza serata invece avremo Michele Rondelli, che parlerà della più grande strage mineraria occorsa nel nostro paese, a Casteltermini, e poi a seguire ci sarà il re italiano del thriller, Marcello Simoni, e il re italiano del giallo, che ormai è Gaetano Savatteri, che è stato consacrato da tutti come uno dei degni eredi del maestro Camilleri. Ecco, parliamone appunto di questo secondo festival, secondo appuntamento, 3 giorni intensi, Agrigento Noir. Ecco, perché avete scelto questo titolo? E allora sono davvero 3 giorni intensissimi ai quali parteciperanno davvero degli autori di livello per tutte e 3 le serate. Agrigento Noir è un simbolo che fa parte appunto di un lancio che la Sicilia sta avendo nel campo del romanzo giallo, proprio perché la Sicilia è la terra dei contrasti, delle contraddizioni, in cui l'inciviltà a volte si scontra con quella che è appunto la civiltà rappresentata dalle autorità, dai carabinieri o dalla polizia, che la fanno da padrone all'interno dei romanzi. Chi parteciperà a queste serate potrà viaggiare con la mente e anche con la fantasia, proprio perché gli autori ci regalano degli scenari straordinari, straordinariamente belli, meravigliosamente descritti, e posso anche dire che in forma di prosa si fa della poesia, quindi vi aspettiamo numerosi per partecipare a questo bellissimo festival. L'iniziativa è iniziata oggi, che si snoda durante 3 giorni con la presenza di diversi e qualificati autori proprio qui al Palazzo dei Filippini. Sì, l'abbiamo voluta. Siamo riusciti nel nostro intento a far arrivare qui ben 9 autori da tutta Italia, non solo siciliani. Il palazzo, questo Collegio dei Filippini, è una sede istituzionale molto qualificata e molto qualificante. Chiunque sta venendo oggi qui è già di ospiti, i primi ospiti stanno rimanendo incantati da questa location. Agrigento offre tanti scorci molto belli, molti non li conoscono, soprattutto nel suo centro storico molti non lo conoscono. Il giallo è il genere più venduto in Italia, e quindi ad Agrigento mancava un festival del giallo e speriamo che ci sia un seguito anche nei prossimi anni.
Lei ha una libreria molto fornita, ecco, come libreria ormai ce ne sono poche un po' in tutto il territorio siciliano. Qual è il grado di acquisizione della lettura dei libri nella nostra città? Allora, grazie alla nuova classe docente molto giovane che ha avvicinato i giovani, gli alunni delle scuole medie e anche medie superiori alla lettura, l'età media si è abbassata molto di lettori. Questo garantisce per il futuro e diciamo che le scelte sono molto variegate, come dicevo poco fa, di più il giallo, però i ragazzi amano il fantasy, amano sognare ancora oggi e quindi dico, a Agrigento ancora ci siamo ben 5 librerie e quindi non è vero che ce ne sono poche per la popolazione che è, anzi ce ne siamo forse il giusto, ecco, e quindi va bene così. Il libro che va per la maggiore in estate qual è? Per ora ci sono il libro che va tantissimo per i ragazzi è Fabbricante di lacrime, per i più maturi, per gli adulti è il libro che è Spatriati, che è quello che ha vinto il premio Strega. Festival del Giallo, una organizzazione assolutamente di prim'ordine per presentazione di libri che hanno sicuramente un fascino particolare come quello appunto del giallo. Devo essere sincero, in questa cornice così bella come il Palazzo dei Filippini, il fatto che si sia ripresa per questa seconda edizione delle presentazioni così importanti in questo luogo così magico naturalmente ci inorgoglisce come amministrazione comunale, ma soprattutto cogliamo l'occasione per ringraziare anche gli organizzatori, Alessandro Curso Tagano, di aver scelto appunto questo luogo per queste presentazioni così particolari. Un momento di confronto, ma anche di presentazione, ma anche e soprattutto di promozione della nostra città. Ci sarà un cartellone estivo da parte del Comune di Agrigento quest'anno? Sicuramente sì, stiamo approntando insieme all'assessore Ciulla un cartellone estivo, ci saranno tantissimi eventi ad Agrigento, non soltanto organizzati dal Comune ma anche dai privati che stanno facendo un lavoro veramente egregio e a cui va naturalmente il nostro ringraziamento per investire sulla nostra città. Ecco, parliamo di questo evento, oggi lei è tra i primi ospiti che presenterà il suo libro Il canto della falena. Ecco, di questa iniziativa cosa ne pensa e perché leggere il suo libro? Penso che questi festival siano importantissimi per fare anche rete in tutto il territorio. Ho letto che c'è un bellissimo gemellaggio tra l'Agrigento Noir e anche il Castroreale Festival e quindi immagino che sia molto interessante girare tutti questi festival, è un modo per riscoprire i posti della Sicilia, nelle nostre bellissime città e anche fare cultura. Il mio è un giallo giudiziario. La protagonista si chiama Ilia Moncada, è un avvocato penalista come me, sono avvocata anch'io. In un paesino dell'Etna viene ritrovato il cadavere di un commercialista e viene imputata di questo omicidio la moglie Speranza Barone e da qui la mia protagonista, che è un avvocato, cercherà di difendere questa donna. È un libro in condominio perché io sono il curatore di questa antologia, Giallo Siciliano, che raccoglie i racconti di 15 tra autori e autrici. È un viaggio all'insegna del giallo della nostra bella isola che parte da Palermo ma arriva a Messina, scende a Catania, gira da Ragusa a Siracusa e arriva ad Agrigento, a Naro e anche nella Valle del Platani dove ha vissuto Salvatore Quasimodo. È un viaggio nel giallo siciliano ma c'è anche molta cultura, c'è anche la nostra cucina, l'atmosfera e come amo dire io, il lettore si troverà a vivere un viaggio in Sicilia dalla Sicilia di Cicerone alla Sicilia dei giorni nostri.